Buonasera e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Sentiamo i titoli del nostro giornale. La domenica delle fiamme, 50 gli incendi in tutta la regione, complici il caldo e il forte vento di scirocco, mobilitati Canadair ed elicotteri a supporto di vigili del fuoco, guardie forestali e protezione civile. Il rogo più serio per le conseguenze nel Trapanese, per più di 3 ore chiuso l'aeroporto di Birgi, voli dirottati su Palermo. A Scopello per il fuoco 200 turisti evacuati via mare, bagnanti bloccati in spiaggia a San Vito Lo Capo. Migranti, interviene anche il ministro Urso, l'Europa si muova, il sindaco Mannino, la Premier venga qui, Save the Children, troppi i minori non accompagnati in Sicilia, necessari centri di accoglienza dedicati. Rientro sotto il sole in Sicilia nell'ultimo controesodo d'agosto. A Messina, in una sola giornata, più di 13.000 auto e 300 tir in transito. Va verso la soluzione l'emergenza idrica. Coro di no alla violenza sessuale non solo da parte delle donne, anche la squadra di pallamano di Serie A Silver del CUS Palermo dice quando è no, è no. Morgan si scusa dopo la figuraccia di ieri a Selinunte, in concerto ha insultato gli spettatori che gli chiedevano brani di Battiato. E infine calcio, il Catania prepara a Ragalna l'esordio in campionato. Tabbiani prova schemi e interpreti sul mercato, in partenza Giovinco, in arrivo un centrocampista. Per il Palermo doppio colpo in entrata, arrivano Henderson e Di Francesco. Lo avete sentito dai nostri titoli, domenica di fiamme in Sicilia, complice il forte vento di scirocco, 50 gli incendi divampati oggi in quasi tutte le province. Impegnati Canadair ed elicotteri, oltre a vigili del fuoco, protezione civile e guardie forestali. Il rogo più serio per le conseguenze nella Trapanese, a Birgi l'aeroporto è stato chiuso per più di 3 ore. E intanto 200 turisti portati in salvo via mare alla tonnara di Scopello. Per il governatore Schifani il sistema sta reggendo, i roghi innescati da mani criminali. Ma per le ultime, proprio per quanto riguarda l'aeroporto di Trapani, sentiamo Laura Spanò. Chiuso per un incendio divampato nel primo pomeriggio nelle campagne del vallone circostante lo scalo aeroportuale del Vincenzo Flori di Birgi. Le temperature torride e il forte vento di scirocco infatti in pochi minuti hanno allargato il fronte del fuoco, creando una nube tale da precludere ogni possibile utilizzo dello scalo civile di Birgi, tanto che l'Airgest, la società che gestisce i servizi a terra, ha disposto l'immediata sospensione di tutti i voli da e per Birgi. Stiamo collaborando, dice il presidente Salvatore Ombra, con l'aeronautica militare i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura fortunatamente non è sfiorata, ma abbiamo comunque emesso un avviso per l'interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi, conclude Bombra, sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto. Trapani solo qualche settimana fa era stata in prima linea nello smistamento dei voli da e per Fontanarossa, chiuso per un incendio. Oggi è toccato lo scalo aeroportuale trapanese. Le nubi oggi pomeriggio hanno avvolto completamente lo scalo e parte dell'autostrada. L'incendio è divampato lato mare e a causa del forte vento si è immediatamente propagato all'interno del sedime aeroportuale, lato pista. Alle operazioni di spegnimento sono intervenuti mezzi antincendio dei militari del 37° Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio dell'82° centro SAR dell'aeronautica. Ora si indaga per capire le cause che hanno determinato l'incendio, mettendo a rischio persone e cose. La notizia è di pochi minuti fa, l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo a partire dalle 19:30. E non c'è pace per gli aeroporti siciliani quest'estate, dopo le 3 settimane infernali vissute a Fontanarossa, questa volta appunto a causa di un incendio, come avete sentito è stato chiuso un altro scalo, quello di Trapani Birgi. La chiusura è arrivata alle 16, la riapertura come dicevo alle 19:30, impegnati nelle operazioni di spegnimento anche mezzi antincendio militari e civili, compreso un elicottero dell'aeronautica, dirottati alcuni voli, anche in questo momento abbiamo appreso che alcuni voli sono tornati operativi, altri invece continuano ad essere dirottati. Le informazioni sui voli nel sito dell'aeroporto però sono ancora scarse. Parliamo
parliamo di queste fiamme altissime, visibili a distanza anche nel centro abitato, e il fumo denso con l'aria irrespirabile. Questo incendio si è sviluppato nella celebre tonnara di Scopello, nella Trapanese, alimentato dal forte vento di scirocco che ha mandato nel panico centinaia di turisti che si trovavano in spiaggia. Il rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la tonnara e 200 bagnanti bloccati dalle fiamme sono stati portati in salvo via mare dai soccorritori. In 40 salvati dalle motovedette della Guardia Costiera, gli altri da imbarcazioni e gommoni privati, alcuni con militari a bordo. Evacuate anche alcune villette minacciate dal fuoco. Altre decine di bagnanti invece sono rimasti bloccati in auto alle pendici del Monte Cofano, sul versante di San Vito Lo Capo. Un elicottero ha gettato sulle fiamme l'acqua pompata dal mare. Immigrazione, Lampedusa al tracollo, l'hotspot super affollato, disposti trasferimenti a Catania, Porto Empedocle, Pratica di Mare e Pisa. Interviene anche il ministro Urso, l'Europa si muova, il sindaco Mannino invita la Premier a visitare l'isola. Save the Children, troppi i minori non accompagnati in Sicilia, necessari centri di accoglienza a loro dedicati. Sentiamo Tonino De Mana. Arrivi e trasferimenti senza sosta a Lampedusa, che sta vivendo un'altra estate da incubo con l'hotspot, capienza a 380 posti, che fino a poche ore fa ospitava quasi 5.000 migranti. Complici le condizioni meteo marine sfavorevoli, però, sono diminuiti gli arrivi di profughi, consentendo l'alleggerimento della struttura di Contrada Imbriacola. La prefettura di Agrigento sta coordinando gli spostamenti. Oltre 700 extracomunitari sono stati trasferiti a Porto Empedocle. Altri gruppi, da 70 ciascuno, sono stati imbarcati con voli militari per Pratica di Mare e Pisa. Polizia e Croce Rossa si stanno occupando delle pre-identificazioni, ma a differenza del passato non sembrano esserci momenti di tensione. Tensione che sembra esserci invece sul fronte delle istituzioni, come conferma la sortita del ministro Urso. L'Europa non può lasciare l'Italia a fronteggiare da sola questo fenomeno straordinario di migranti che vedono in Lampedusa la porta d'accesso in Europa. Il governo è già intervenuto in maniera efficace ed altro potrà farlo nelle prossime settimane in maniera compiuta, anche per consentire all'isola di svilupparsi come deve e merita nel settore turistico e della pesca, nel cuore del Mediterraneo. Va giù duro anche il sindaco delle Isole Pelagie, Filippo Mannino. È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al governo gli sia esploso in mano. Ha detto: la Premier Meloni passi 2 giorni a Lampedusa, ci sediamo nel mio ufficio e insieme troveremo una soluzione. Ma il tema dell'immigrazione è tra i primi posti nell'agenda del governo, con un consiglio dei ministri ad hoc convocato per domani. Intanto a Catania sono arrivati migranti sbarcati da nave Dattilo e trasportati nel centro di accoglienza di via Forcile. Qui i profughi, molti dei quali minorenni, restano qualche giorno, 2 o 3, in attesa che la prefettura decida il trasferimento. Sull'argomento si registra il grido d'allarme di Save the Children. Nella regione Sicilia al 30 di luglio sono presenti oltre il 23% dei minori stranieri non accompagnati accolti nel nostro sistema nazionale, quasi un minore su 4. È necessario prevedere centri di prima accoglienza per minori soli su tutto il territorio nazionale. Messina tra controesodo e crisi idrica. Regge il piano mobilità studiato dall'amministrazione per affrontare il traffico più intenso. Intanto si avvia alla soluzione la crisi idrica che ha lasciato i rubinetti a secco, anche se il Codacons sta preparando azioni legali. Francesco Triolo. Controesodo e crisi idrica. Sotto l'ombrellone nell'ultimo weekend d'agosto a Messina erano questi 2 gli argomenti più dibattuti. A caratterizzare il traffico sulle autostrade siciliane è stato soprattutto quello legato al mordi e fuggi della domenica. Le segnalazioni del Consorzio Autostrade Siciliane evidenziano code e rallentamenti nel primo pomeriggio solo sulla tangenziale di Messina, all'altezza dei lavori del viadotto Ritiro in entrambe le direzioni. In mattinata il traffico è stato sostenuto, ma prevalentemente in prossimità delle località balneari. File si attendono al rientro in serata nei capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda il controesodo ai traghetti sullo stretto, il piano mobilità studiato a Messina per affrontare l'ondata più grossa di auto in transito ha funzionato quasi perfettamente e sullo stretto quasi non ci si è resi conto che in una sola giornata hanno transitato più di 13.000 auto e circa 300 tir. Le strade del centro hanno retto ai picchi da Bollino Rosso. Sia Caronte Tourist che Blue Ferris hanno messo in campo tutta la
loro flotta disponibile, 8 navi il vettore privato, 5 quello pubblico. A Messina però tiene banco anche la crisi idrica degli ultimi giorni, che ha causato disagi soprattutto nella zona del centro, sino alla Riviera Nord e ai villaggi Torrefaro e Ganzirri. Le proteste dei cittadini sono state diverse e hanno confermato le criticità della distribuzione dell'acqua a Messina, tanto che il Codacons sta presentando un esposto all'ARERA per verificare la congruità del costo delle bollette e chiedere un risarcimento in fattura. C'è un contratto di somministrazione e l'AMAM è tenuto a garantire determinati standard e una fornitura di acqua continua. Così non è, questo quindi comporta la necessità di fruire degli autoclavi, quindi c'è un costo di energia elettrica e quindi questo è il danno che l'AMAM causa ai cittadini, che dovrebbe essere indennizzato. Peraltro ci sono stati dei precedenti, ne ricordo uno in Sicilia contro l'EAS, in cui è stato chiesto proprio un indennizzo a causa della limitata erogazione di acqua. Dopo lo stupro di gruppo a Palermo cresce la solidarietà nei profili social della vittima. Tanti messaggi di incoraggiamento di giovani e adulti. Dopo i personaggi dello spettacolo e della politica si schiera contro la violenza anche la squadra di pallamano di Serie A Silver del CUS Palermo, che lancia in rete un messaggio netto. Quando una donna dice no, è no. Simona Mazzone. La solidarietà passa attraverso lo sport e la squadra di pallamano di Serie A Silver del CUS Palermo si schiera contro la violenza dopo i recenti brutali fatti al Foro Italico. Ma non solo, perché purtroppo quello non è un caso isolato e giornalmente ne emergono ancora tanti, troppi. In un video diffuso sul web con le magliette a rappresentare i colori della squadra e volantini stretti tra le mani è chiaro il messaggio no e no da parte dei giovani atleti che condannano ogni forma di violenza sulle donne. Un no è un no, anche se ha una donna morta. Un no è un no, anche se ha bevuto. Se dice no è no, anche se ha avuto altri ragazzi. Un no è un no, anche se prima dice sì e poi cambia idea. Perché noi tra le vostre braccia vogliamo solo sentirci protette. Ed è attraverso lo sport, sano simbolo di regole e disciplina, che proprio questi giovani spiegano senza mezzi termini ai coetanei che un no è un no, che una donna non è merce o carne da macello. Chiede scusa al pubblico Morgan, che ieri sera a Selinunte ha insultato alcuni dei suoi fan che gli chiedevano di cantare brani di Franco Battiato, altro che Festival della Bellezza. Lui ha detto: non sono omofobo, ho avuto una reazione sbagliata. Ma vediamo cosa è successo ieri sera. Ma sono un personaggio! Andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez, vai a fare il culo, frocio di merda! Non ha esitato ad apostofare uno spettatore venuto per seguire la sua esibizione con un insulto omofobo, gridato più volte. Eccolo Morgan mentre rivolge parolacce e invettive senza controllo verso il pubblico durante il suo spettacolo al parco archeologico di Selinunte. Ma siete proprio stupidi, la società è una merda, fa tanta gente come voi. State zitti, basta, avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni! Quella dell'artista lombardo al Tempio di Era, Selinunte, doveva essere una lezione concerto dal titolo Battiato, segnale di vita e di arte, a chiusura del Festival della Bellezza dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l'ira dell'artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto «sei fuori tema», chiedendogli di cantare alcuni brani di Franco Battiato, cui la serata era dedicata. Ma tu cosa c'entri con Battiato? A te cosa c'entri? Ma è certo che è ovvio che uno con... Ma che vuoi? Canta e stop. Ma tu, scusate, ma cioè... Canta e stop. Ma... gente senza dignità. Canto solo se ve lo meritate. Sia chiaro. E se io sto bene, se ho un'emozione tale per cui mi piace la bellezza, mi piace... Ma smettila! Senti quello che ho da dire! Senti quello che ho da dire! Imbecille, ignorante, senti quello che ho da dire. Dalla platea sono arrivati i fischi e l'invito di chiudere il caso, ma così non è stato. Il concerto si è trasformato in una lunga scia di volgarità e imprecazioni che ha di fatto macchiato la bellezza dei luoghi. Il festival stesso dedicato alla bellezza senza avere il rispetto per le persone che erano presenti e che avevano pagato il biglietto. Alla fine, dopo l'acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato prima di concludere lo spettacolo. Facciamo una pausa, torniamo tra poco per sentire le ultime da casa Catania e Palermo. A tra poco. Seconda
Seconda parte del nostro telegiornale, ben trovati. Adesso il calcio, il Catania prepara a Ragalna l'esordio in campionato di venerdì. Tabbiani prova schemi e interpreti, sul mercato in partenza Giovinco, in arrivo invece un centrocampista. L'ex del Crotone Mazzotta intanto suona la carica in vista del confronto con i calabresi. Marco Carli. Il Crotone nei pensieri c'era già da tempo, ancora di più adesso a 5 giorni dal match casalingo che vedrà gli etnei opposti ai calabresi per la prima giornata del campionato. Appuntamento importante per vari motivi. All'ovvietà dell'esordio si aggiunge la caratura dell'avversario e l'attesa dimostrata dai numeri della campagna abbonamenti che c'è in città. Dopo gli ultimi test non certo positivi e dopo gli importanti colpi di mercato c'è tanta voglia di scoprire di che pasta è fatto il nuovo Catania di Tabbiani. Antonio Mazzotta non ha dubbi. Stiamo lavorando già da un mese e mezzo, i meccanismi adesso si cominciano a vedere, la palla viaggia più velocemente, stiamo capendo, non vogliamo trovare alibi, noi sicuramente arriveremo a venerdì che sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Il difensore, un ex di turno a Crotone, ha costruito pagine importanti di carriera con una promozione in A e a Catania anche per spingere il gruppo con la sua esperienza. Sì, però ci sono tanti altri giocatori importanti in rosa, la società, il direttore stanno allestendo una grandissima squadra, hanno portato dei giocatori importantissimi, perché quest'anno non sarà un campionato facile, sarà un campionato difficile, quindi se non diamo tutti 100% è dura. Mercato a Ragalna, il vicepresidente Grella, il direttore sportivo Laneri e anche Marc Bresciano studiano ogni mossa dei giocatori. A proposito, Rapisarda ha girato a parte per un colpo alla caviglia, ma c'è fiducia per il suo recupero. A parte anche Giovinco che è destinato a partire presto, De Luca per il momento resta se non arrivano proposte e poi c'è la corsa al centrocampista, la mezzala sinistra che manca per completare l'organico, l'unica entrata al momento prevista. Il 1° settembre si chiude il mercato e si gioca Catania-Crotone, il conto alla rovescia è partito. Il Palermo continua il lavoro in vista dell'impegno di Reggio Emilia di martedì. Doppio colpo in entrata, arrivano Henderson e Di Francesco, decisivo in Serie A contro la Lazio domenica scorsa. Marco Gulla. Motori riaccesi, il Palermo guarda la sfida di martedì a Reggio Emilia contro la Reggiana. Corini insiste in larga parte con la formazione che ha pareggiato sul campo del Bari, in attesa ovviamente dei nuovi arrivi. La grande novità è il debutto di Lund che si prende la fascia sinistra della difesa in attesa del pieno recupero di Aurelio. Il sistema di gioco è sempre il 4-3-3. In avanti, insieme a Capitan Brunori, ci dovrebbero essere ancora Insigne a destra e Di Mariano sulla sinistra. Soleri e Mancuso vanno in panchina pronti a entrare a gara in corso. Mercato, il Palermo piazza altri 2 colpi, Henderson per il centrocampo e Di Francesco per l'attacco. Il primo ha già svolto le visite mediche e si legherà al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diverso invece il discorso per il secondo, per il quale si dovrà aspettare qualche ora in più, essendo stato convocato dal Lecce per il match contro la Fiorentina. Di Francesco arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Palermo che ha fatto anche un sondaggio per Florenzi del Cosenza. Prima di chiudere vi ricordiamo che dalle 19:30 l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo, i voli verso Pantelleria e Napoli verranno operati regolarmente, sono stati dirottati invece 6 voli su Palermo e si stanno portando avanti le operazioni di trasferimento dei passeggeri dallo scalo di Trapani verso quello di Palermo e dal Falcone Borsellino verso il Vincenzo Florio. Con questa notizia noi ci fermiamo, vi ricordo che il TG Sicilia ritorna domani alle 13:30, grazie per averci seguito, ancora una buona serata e una buona domenica a tutti voi.